Mi riprometto di difendermi a tutto campo, nelle sedi opportune, con la serenità e il convincimento che la mia posizione sarà interamente chiarita. Chiederò di essere ascoltato il prima possibile, con la certezza di poter fornire prove inoppugnabili della mia estraneità. Sono queste le prime dichiarazioni di Giancarlo Galan di fronte alle accuse e alla richiesta di arresto nei suoi confronti presentata alla Camera in merito all'inchiesta sul Mose. Si capisce, dice, che queste accuse vengono da persone che hanno già goduto di miti trattamenti giudiziari e che hanno chiaramente evitato una nuova custodia cautelare. Mi spiace, dice ancora, non essere stato ascoltato prima. Sono molti mesi che si indaga intorno a questa vicenda e mi sono sempre dichiarato più che disponibile a fornire le informazioni necessarie nella trasparenza più assoluta. Chiederò quindi di essere ascoltato il prima possibile. L'accusa nei suoi confronti è di corruzione. Portano dritti a Pier Giorgio Baita alcuni addebiti che gli fa la Procura di Venezia, e cioè di avere ricevuto proprio dall'allora amministratore delegato del gruppo Mantovani 200.000 euro per accelerare le procedure del project financing di Adria Infrastrutture, una società questa nel cui consiglio d'amministrazione sedeva Claudia Minutillo, segretaria per anni di Galan, secondo alcuni suo braccio destro, e Adria Infrastrutture è finita lo scorso anno in un'inchiesta per fondi neri. Sempre la Mantovani, l'asso pigliatutto dei lavori multimilionari degli ultimi 20 anni, si sarebbe occupata anche della ristrutturazione della storica villa di Cinto Euganeo, il Buen Retiro di Galan, nella lussureggiante cornice dei Colli Padovani, il valore circa 1 milione di euro. Giancarlo Galan è indagato dalla Procura di Venezia con l'accusa di avere ricevuto fondi illeciti per almeno 800.000 euro dal Consorzio Venezia Nuova nell'ambito delle opere del Mose. Le dazioni dai fondi neri realizzati dal Consorzio e dalle società che agivano in esso risalirebbero agli anni tra il 2005, il 2008 e il 2012. Secondo quanto si è appreso, i fondi dell'assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso sarebbero stati consegnati tramite la segreteria. Il denaro veniva poi trasferito a Galan. Vi sono poi episodi sporadici che emergono, come uno nel 2005. 50.000 euro sarebbero stati versati in un conto dell'ex governatore Galan aperto a San Marino. Sempre nel 2005 l'ex segretaria di Galan, Claudia Minutillo, avrebbe consegnato 200.000 euro a Galan stesso all'Hotel Santa Chiara di Venezia.